Diverse le passerelle in legno montate nei lidi di Siculiana Marina e Torre Salsa per favorire l'accesso alle persone con disabilità con una certa tranquillità, consegnata anche due sedi job. L'attività è stata fatta grazie anche alla collaborazione con le associazioni di volontariato locali e una nota compagnia assicurativa, l'Alleanza. Soddisfatto dei risultati ottenuti, il sindaco di Siculiana, Leonardo Loricella, che ha seguito personalmente il buon esito dell'iniziativa. E anche quest'anno abbiamo provveduto a montare tutte le passerelle in legno in tutte le spiagge a Siculiana Marina, a Torre Salsa, per consentire ai disabili di poter accedere con tranquillità e godere delle nostre spiagge e del nostro mare. E devo nella circostanza ringraziare l'assicurazione Alleanza di Porto Empedocle nella persona del dottore Panepinto e degli operatori di Siculiana, Lo Bianco, Campo, che ha donato questa sedia per dare la possibilità ai disabili di accedere nelle spiagge e anche per godere del nostro mare, che è un mare meraviglioso, un mare pulito. E questa sedia sicuramente verrà data in comodato d'uso alla struttura Sabbie d'Oro di Natale di Mora, che offrirà un servizio e qualificherà ulteriormente le nostre spiagge, quindi avendo particolare attenzione anche per i portatori di handicap. Il piacere nostro è di accogliere effettivamente chi ne ha bisogno e siamo orgogliosi di aver messo su una struttura da 23 anni con risultati che parlano da solo, con riscontro che la gente ci premia con le loro presenze. Andiamo a dare un servizio in più con la sedia job per chi ne ha bisogno, quindi ulteriore orgoglio per aver messo su una cosa molto bella per i clienti. Questa iniziativa, assieme a tante altre iniziative per il sociale, nascono in tandem con i vari sindaci e responsabili assessori dei vari comuni del territorio che gestisce l'attività, sempre coordinandoci con la direzione generale. E nel caso specifico, su richiesta del sindaco e degli assessori, per dare la possibilità dell'accesso in spiaggia ai disabili, ci hanno chiesto se potevamo intervenire donando al comune una sedia per l'accesso al mare dei disabili. Abbiamo interessato la direzione, che si è resa subito disponibile, e quindi oggi siamo qua a questa bellissima evento e bellissima manifestazione.